Ben ritrovati all'Arsenale Porta il Cinema in Salotto, rassegna cinematografica quotidiana promossa dal Cineclub Arsenale in questo periodo di quarantena che ci sta permettendo a distanza, seppur a distanza, di incontrare quelli che sono i protagonisti del cinema italiano. Oggi è un giorno speciale perché ci è tornato a trovare un amico dell'Arsenale che è Daniele Cipri. Grazie di cuore Daniele Salve a tutti. per questo collegamento. Dico un amico perché negli anni diverse volte sei stato in Arsenale, addirittura negli anni 90 ci sono dei video che poi ti passerò, magari ti farò avere di te con dei capelli. I capelli, oddio, sono sempre stati neri, devo dire la verità, non sono biancati, però folti e neri, quello sì. Allora, il piacere oggi di riaverti ospite perché abbiamo proposto come film del giorno La Buca, tua, diciamo, opera seconda come regista da solo, chiaramente, tralasciando tutti i lavori precedenti fatti con Franco Maresco, ed è un film che ci permette, come dire, permetterà anche a chi vorrà farti delle domande da casa di esplorare, secondo me, un altro lato ancora diverso rispetto a quello che è stata la tua opera prima con È stato il figlio. Allora, partiamo subito da questo. Quello che sta alla base della Buca sono drammi del quotidiano, sono storie del quotidiano, e quindi soprattutto, come dire, vai in quello che sembrerebbe essere quasi cinema del reale, ma che dopo pochissimo diventa fiaba. Già in realtà dai titoli di testa che ricordano, a mio avviso, Spielberg, no? E delle scelte cinematografiche, no? Perché poi tu sei un grande cultore proprio anche proprio delle arti visive. Mi racconti un po' come ti era nata l'idea della Buca e ora poi piano piano entriamo nel vivo. Sì, io faccio un cappello, nel senso che arrivato a un certo punto, dopo È stato il figlio, dopo, devo dirti, inaspettatamente, perché poi, fra l'altro, sai, È stato il figlio è un film tratto da un romanzo di un autore palermitano che è Roberta Aimo, mi arriva la proposta di fare un secondo film. Io non sono mai abituato a fare un film dopo l'altro, io rifletto molto sulle cose che devo raccontare, proprio per quel discorso che dicevi tu, cioè nel senso che io devo ambientare in un immaginario una storia. E allora a quel punto, in quel periodo, ti sembra divertente questa cosa, io vivo a Roma adesso, cioè sto a Roma, nella città, la capitale, e avevo un cane che adesso è scomparso, si chiamava Ugo, un cane che comunque c'ero legato in una maniera, è il cane della mia compagna. E viaggiando, camminando, non mi venivano idee, perché dico, ma che cavolo racconto a Roma? Cioè, io sono un autore molto strano, molto, ecco, siculo, quindi non ho mai avuto un rapporto bello con questa città, meravigliosa città ovviamente. Allora a quel punto io non solo sono caduto in una buca, in un pomeriggio piovoso, ma il mio cane mi guardava come stupito da questa cosa, perché io proprio sono cascato, mi ricordo mi gonfiò un piede, ho preso una storta, e il mio cane, arrivato a un certo punto, invece di, ovviamente non mi poteva difendere, ha fatto la pipì dentro la buca. Quindi io ero, era una buca piccola comunque. Allora, il problema delle buche, che comunque è molto evidente su questa città e anche su altre, mi venne un'idea. Ho detto, io potrei raccontare un problema che comunque esiste, che nessuno fa caso a una cosa del genere, ma approfittandone, nel senso che utilizzare un male per il bene, per l'opportunità di una persona, quindi truffare lo Stato attraverso una cosa che comunque è abbastanza, ecco, invece di essere un film sulle rapine, è una rapina molto elegante, ecco, da questo punto di vista. Allora a quel punto mi misi a preparare, ecco, io salto dei passaggi ovviamente, perché poi incontrai un dirigente della RAI che aveva avuto un incidente proprio in una buca come me, aveva preso una storta e aveva chiesto un risarcimento. Questo risarcimento gli arrivò in ritardo, ma gli arrivò. Poi i miei produttori, arrivato a un certo punto, mi dissero, Daniele, però non è una cosa, il risarcimento non è una cosa internazionale, cioè non è che per tutte le cose. E allora, ecco, per saltare i passaggi, io mi trovavo a New York per il mio film È stato il figlio, e andai a vedere
vedere e andai a sondare tutti i risarcimenti che sono stati che sono avvenuti durante le Torri Gemelle. Pensa che tutti quelli che hanno respirato l'aria sono stati risarciti, cioè quelli che passavano, e quindi praticamente a quel punto ho detto internazionale, tant'è vero che il mio cane si chiama Internazionale. Ecco, è un film da appunti e di un periodo assurdo della mia vita e divertente ovviamente, perché poi alla fine, come avete visto, chi ha visto il film, io utilizzo gli attori conosciuti ma disegnandoli, cioè nel senso che non sono abituato a fare un cinema che comunque abbia delle considerazioni sul realismo, come dicevi tu, ma trasformo la realtà, tant'è vero che il finale, c'è questo finale trio truffaldino che somiglia un po' a quei film, ecco, non dovrei dirlo io, comunque tu hai citato nei disegni, c'è un po' Black Edwards, un po' Billy Wilder, la maternità del personaggio femminile che cerca di unire due caratteri diversi, quindi c'è quel cinema che comunque io ho adorato, ho amato e continuo ad amare e continuo a rispettare, perché come dice, perché non lo dico soltanto io, ma ho visto un documentario su Bogdanovich dice: io non ho mai fatto un'immagine originale in un mio film. Intende dire che comunque il cinema, che comunque racconti una storia tua personale, il cinema è sempre fatto con immagini già fatte. E quindi a quel punto che cosa potevo fare? Evocare il cinema parallelamente utilizzando una musica insieme a un maestro come Pino Donaggio e Bollani al piano che evocasse Gershwin. Quindi praticamente ho unito questa impotenza di raccontare una città attraverso un non luogo, cioè nel senso ho utilizzato il teatro di posa e ho utilizzato gli stessi luoghi del cinema già stato fatto, quindi ho utilizzato la strada che ha utilizzato Ettore Scola in Confidenza Sleale, ti ricordi? A Batantuono e proprio Castellitto, Ho utilizzato proprio il bar, cioè il negozio l'ho fatto diventare bar, poi ho evocato il cinema di Scorsese, il film che girò in quel periodo, in quella strada. Io ho avuto un pezzettino di strada, poi tutto il resto è tutto disegnato. Gangs of New York era... Sì, è un disegno tra l'Inghilterra, New York, cioè diciamo sono c'ho pure i materiali, addirittura le finestre sono tutte disegnate, sono tutte poggiate lì. Il film invece, infatti è un peccato averlo visto in bassa qualità, ma è un film intanto girato anche in pellicola scaduta addirittura, perché l'esigenza era quella di disegnare una storia, non tanto di avere la perfezione di un film d'autore. Ecco, tant'è vero che mi si rimproverò questo film, perché dico: ma com'è che Daniele Cipri fa un film di questo genere? Io ho sempre risposto in maniera elegante, perché ognuno ha le sue ipotesi. Io ho semplicemente detto, e adesso poi ti dico un'altra cosa che è ancora più bella, che i miei film sono momenti della mia vita, cioè io non sono abituato a fare un tipo di film, un genere, ecco, un po' alla maniera del maestro Kubrick. Io mi pongo in tutti gli schemi, dalla commedia al cinema dell'orrore. Io potrei fare un fantascienza domani, per dirti, sempre raccontando ovviamente delle storie reali. È ovvio che io non farò mai fantascienza delle navicelle spaziali, però sicuramente ho una grande riflessione sul cinema, e quindi questo mi dà la possibilità di ricordarlo e di farlo ricordare attraverso un mio film, capito? Cioè ricordare Lawrence d'Arabia, ricordare Tarkovsky, ricordare il cinema che comunque non potrà mai tramontare. In più c'è l'elemento che comunque racchiude un po' tutti, è il fatto emotivo, no? Allora se tu vieni da un periodo della tua vita in un certo modo, cerchi di recuperare esorcizzandolo attraverso il cinema. Ecco, io dico sempre ai giovani: se voi fate la scuola come registi, volete fare i registi, dovete avere un'esigenza. Allora l'esigenza, il cinema è un'esigenza, è come fare la musica, è come fare tante forme d'arte. Allora per me è un'esigenza di esorcizzare un periodo della mia vita, quindi è quello che
comunque mi rapporta a questo film, che io adoro, nel senso che io ogni volta ne parlo con Pino Donaggio. È un film che comunque, essendomi rimproverato da questa cosa, io l'ho accettato perché, e che comunque non mi è andato neanche male, perché io poi mi ci sono pure divertito. Io avevo il mio cane che era geloso del cane protagonista, quindi c'ho delle immagini personali che sono straordinarie, perché praticamente lavoravo con questo cane, lui era più basso, capito? Io gli parlavo con lui, gli dicevo: Ugo, ma tu sei più basso, accanto a loro saresti diventato un piccolino, troppo piccolino. Allora ho preso un cane un po' più grande, che comunque il mio è nero, questo è bianco, diciamo, apparteneva a un immaginario, un'eleganza, ecco, internazionale. Allora, guarda, da questo punto di vista, visto che abbiamo citato tanta storia del cinema, mi viene da citare Chaplin: i bambini e i cani sono i migliori attori in circolazione, no? Questo è quello che diceva. Ma tornando appunto noi potremmo, questo elenco che tu hai fatto, potremmo ampliarlo, perché mi viene in mente Rosabella e quindi Orson Welles, mi viene in mente Frankenstein Junior, palesemente, in una scena, no? Quindi con Igor, cioè anche alcuni, come dire, sono dei sottotesti, altri sono dei divertimenti puri che tu vai a inserire, ma soprattutto c'è al centro una coppia che potrebbe da un lato essere un po' Jack Lemmon, Walter Matthau, da un'altra potrebbe essere la grande tradizione della storia del cinema italiano. E vengo a una prima domanda che ci arriva da Facebook. Marta ti chiede: Papaleo e Castellitto funzionano alla grande anche perché ha cucito loro addosso dei personaggi diversi dal solito. Li aveva in mente già mentre stava scrivendo il film? Allora, ecco, tu hai detto una cosa bellissima che cioè, risponde alla domanda. Io cercavo Walter Matthau e Jack Lemmon, quindi dove li trovavo Jack Lemmon e Walter Matthau? Allora, l'unica cosa che potevo fare era utilizzare qualcosa che mi ricordava vagamente questi personaggi attraverso il nostro cinema, ed erano il grande Sergio, che comunque avevo visto mentre preparavo un film che secondo me è il più bel film di Giuseppe Tornatore, che è L'uomo delle stelle, dove lui truffa attraverso una macchina da presa, fa dei provini. Vi prego, vedetelo, perché forse è veramente uno dei più bei film di Giuseppe. Concordo. E dove lui fa il truffaldino. Poi c'è una storia d'amore parallelamente, ecco, quello che gli rimprovera Giuseppe, c'è sempre sti cavoli di storie d'amore, sono un po'. Allora a quel punto mi venne l'idea di incontrare Sergio, costava tanto. Io mi ricordo, mi dicevo: Daniele, ma guarda che questo però io, sai, sono abituato ad avere le persone e divertirmi. Ho avuto Sergio Castellitto, ho avuto attori Toni, Alfredo Castro, quindi praticamente vado da Sergio e comincio a parlargli di Walter Matthau. Incominciamo a vedere Non per soldi ma per denaro, incominciamo a parlare di cinema, quindi lo caratterizzo attraverso il mio cinema, il cinema che comunque ho amato, il personaggio. Lui era dentro alla grande, addirittura si inventò sta cosa del golf, le racchette. Io ci tutto, non me ne fregava un cavolo della mia sceneggiatura, io volevo giocare insieme a loro su un cinema evocato, ecco, e questo fu il primo. Il secondo fu Rocco Papaleo, tutti mi dicevano: ma come Rocco Papaleo, quello parla in un certo modo. Allora io ho detto: no, secondo me Rocco Papaleo, che comunque già ricordava un personaggio del mio film, che era il Galeotto, che comunque è stato il figlio, lo volevo divertente, ma il divertente nostalgico. E allora gli ho creato, fu divertente come ho incontrato Rocco Papaleo, perché Rocco Papaleo, dopo una serie di incontri di attori importanti, attenzione, perché fra l'altro, parentesi, il film mi chiesero se volevo fare la versione internazionale e contattai Dustin Hoffman. Cioè io avevo contattato Dustin Hoffman e non mi veniva l'altro nome, perché dicevo: vabbè, io metto Dustin Hoffman e l'altro chi lo fa? E allora dovevo avere un nome ancora più alto, cioè mi veniva complicato utilizzarlo, a parte il fatto che io non ero preparato per un film internazionale, volevo soltanto citarlo in cinema internazionale. Allora a quel punto Rocco, che fece un provino, un incontro, non un provino, io non faccio provini, io faccio incontri
psicologici con gli attori. Sì. Arrivato a un certo punto esce, se ne va, bussa al campanello della produzione, apro la porta come un po' nel mio film e lui mi fa: lo sai che sono io Armando? allora, a quel punto io ho detto, allora, lui aveva una voglia spietata di lavorare con me. Allora a quel punto ho detto va bene, ok Rocco, allora vestiti alla Jack Lemmon. E allora a quel punto abbiamo parlato del cinema che io ho amato di Billy Wilder, dall'appartamento a Irma la Dolce, a tutti dei film che comunque hanno riferimento alla buca, perché ecco, poco fa ti volevo dire, per me la buca, e io l'ho fatto prima, è il mio La La Land, capito? Cioè La La Land è un film che comunque ci sono più soldi, è un film folle che comunque racconta una verità, che tutto è finito, è fallito, la musica, il jazz, l'amore, tutto quello che racconta quel regista è la morte. E allora a quel punto io l'ho fatto prima, perché io racconto un episodio della nostra vita attraverso due attori che comunque evocano due grandi attori del cinema internazionale, in questo caso Jack Lemmon e Walter Matthau, con altri personaggi che sono di contorno, che sono straordinari, e li disegno ecco, con caratteri, con un'inedicità rispetto al cinema che avevano fatto. Loro erano felici, ovviamente, siamo rimasti molto amici, e comunque non li utilizzerò mai più, nel senso, io ogni volta che faccio un film non utilizzo mai gli attori che comunque sono protagonisti del soggetto, utilizzandoli, io li metto dietro, come nel bar della buca, dietro la vetrina del bar c'è un altro film, addirittura non so se l'avete notato, ci sono sempre le stesse comparse che passano, un po' alla Tuna Show, capito? Cioè, sono sempre le stesse persone. Quindi da quel punto di vista, rispondendo a non so chi ha fatto la domanda, sicuramente è un complimento, perché è stato faticoso scegliere due attori che comunque avevano un loro percorso, come Sergio Castellitto, Rocco Papaleo, e disegnarli, ecco, io mi esprimo come un disegnatore, disegnarli con un altro modo, un'altra mimica, ecco. Non ti dico come dirigevo Rocco Papaleo, perché è molto volgare. Nel senso, mi divertivo al tribunale a dire come esprime. Comunque è così, diciamo, è una scelta. Diciamo che complessivamente tu dici La La Land probabilmente è il tuo Viale del Tramonto, insomma, se vogliamo. Ma guarda, La La Land, che è un film che ho difeso perché non è stato amato tanto, perché è stato visto come un film che comunque è un film musicale, non è su Questa è Story, non è non è il cinema che abbiamo visto. È un film sulla morte, è vero, è assolutamente un film molto cupo sotto tanti aspetti. È un film che parla di un aspetto, di immaginare l'amore, capito? Di immaginare un momento di incontro, ecco. È un po' Se mi lasci ti cancello, in maniera molto più divertente. È un film triste, è un film molto triste, e per questo l'ho amato, perché è un film di riflessione. Io lo reputo La La Land perché è folle, perché io di fatto il film La buca, io volevo fare Elsa Popping, cioè arrivato a un certo punto si univano dei fratelli che si chiamavano i fratelli Frank, con la moglie che era, cioè la sorella che era incinta, l'aveva messa incinta il mio personaggio che era l'avvocato, e lo andavano a cercare per ammazzare. Che cos'è questo? È Germi nel mio film, il cinema di Germi dentro il mio. Non l'ho potuto fare per motivi economici, perché il film diventava costosissimo, non me lo potevo permettere, non mi andava, ecco, non mi andava, non è che non me lo potevo, non mi andava di farlo, non mi andava anche perché il cinema va male, come sappiamo, quindi rimane ormai nella storia, come un po' facevano Cipri e Maresco, no? Cipri e Maresco facevano un cinema che comunque è rimasto nel tempo, ma che incassi ne abbiamo fatti pochi, ecco. Allora, visto che citi proprio Cipri e Maresco, leggo un'altra domanda che arriva su YouTube, che Oretta ci scrive: oggi un film come Totò che visse due volte provocherebbe lo stesso scandalo di allora? Grazie. Ma secondo me, guarda, io non voglio, diciamo, mi dispiace confermarlo, ma secondo me sì.
Secondo me sì, perché non è cambiato molto da quell'aspetto. Diciamo che alcuni adesso lo apprezzano perché è un film sempre su una riflessione umana, e invece è stato visto come due mascalzoni. Ecco, Cipri e Maresco erano due mascalzoni che comunque in un periodo politico dell'Italia sono stati l'esca per poter attaccare il cinema italiano. E a quel punto chi c'era di possibile? Cipri e Maresco, con un film blasfemo, che poi è stato deliberato ovviamente, e che comunque siamo entrati nella storia per poterla cambiare. Oggi, quando lo vedono anche i miei parenti, è ovvio che dicono: ma che avevi in quel periodo? È normale che è un film che comunque ha delle riflessioni molto potenti dal punto di vista religioso, cattolico, di credenza. Io credo che sia un film, io ne parlo, guarda, qualcuno si diverte pure, ci ride. Io credo che sia un film assolutamente super cattolico, anche perché le immagini, l'immaginario dei personaggi un po' pasoliniani, ecco, li hanno definito, ovviamente ci hanno dato sempre del pasolinismo, però io non l'ho mai immaginato Pasolini, nel senso, io lo rispetto, lo posso ricordare, ma non lo posso imitare, perché Pasolini era un grande intellettuale. Con Franco abbiamo proprio fatto un omaggio a quel modo di raccontare un mondo, ecco, a Cattone, anche il Vangelo secondo Matteo. Però sicuramente è evidente oggi un film del genere, ma anche il Vangelo, che comunque non ha niente a che vedere con Totò che visse le volte, è un film che comunque dà un colpo allo stomaco. In un periodo come questo sarebbe un trauma per tutti, nel senso, Gesù non va in croce, Gesù per noi va in un altro luogo, è un luogo più realistico. Quindi guarda, è una domanda con la quale un autore non può dare una risposta. Già io le mie vicissitudini le ho passate, io ho avuto processi, ho perso l'economia, sono pure fallito per questo film, però sono felice perché è un film che è rimasto nel tempo ed è adesso visto, rivisto, studiato. È un film di culto assolutamente. Sì, sì. Esatto. Ecco, è un film di un periodo della mia e della nostra vita in quel momento con Maresco. Era una conclusione di un periodo. Allora, quella conclusione di quel periodo poi ti fa male allo spettatore, perché noi allo spettatore con l'opera prima, se voi lo ricordate, non so chi di voi ha visto Lo zio di Brooklyn, io sputo allo spettatore. Sì. È una riflessione, Assolutamente sì. Su Facebook Camilla ci scrive: buon pomeriggio signor Cipri e complimenti per il bel film. A proposito di coppie di comici, anni fa dedicò a Franco e Ciccio un bellissimo documentario. Quali sono per lei gli elementi che contraddistinguono una buona commedia? Tra l'altro io aggiungo soltanto una cosa a questa domanda e colgo l'occasione. Mi piacerebbe anche una riflessione tua sul concetto di grottesco, perché venivamo un attimo fa, citavamo per l'appunto Lo zio di Brooklyn e quindi Cipri e Maresco, e poi entriamo nel tuo cinema dove il grottesco, come dire, è presente ma non è la bomba che deflagra, come dire, ci sono ancora delle scorie di grottesco, così come i tempi comici, a mio avviso, in entrambi i film tuoi da regista, a volte vengono anche molto dilatati. Ecco, io trovo molto interessante il tuo modo di raccontare la commedia oggi. Guarda, la commedia, allora io rispondo in un modo che forse offenderà il nostro cinema. Allora, la commedia oggi è vista come un elemento comico ed è giusto, perché la commedia diverte, è un percorso di personaggi, di ambientazioni che comunque divertono, soltanto che si è impoverita, perché negli ultimi anni, dai film di Natale ai Boldi, il De Sica e tutto il resto, è un cinema che comunque è rispettabile. Attenzione, io non sono un frequentatore di questo cinema, ma sicuramente non si chiama commedia, perché la commedia è quella che comunque ti dava la possibilità, ecco, parlavamo di Billy Wilder, ti dava la possibilità di denunciare attraverso delle formule che sono divertenti. Ecco, qui viene dentro il grottesco, lì dietro tu c'hai un film che io ho adorato, che è Parasite. Parasite è un film grottesco, nel senso che nella realtà ti disegna dei personaggi in maniera assolutamente irreale, cioè ci sono delle formule che è impossibili da immaginare in una realtà, eppure te lo fa. Ecco, quella è la definizione per me di un grottesco
non il grottesco dei personaggi, che comunque c'è anche nel mio cinema, c'è anche in Cinico TV, si potrebbe definire grottesco, e io lo prendo come complimento, perché quando mi dicevano è satira, io ci soffrivo. Io non sono satira, io sono il cinema che comunque arrivava in televisione. Da quel punto di vista il mio punto di vista della commedia è quando Billy Wilder raccontava dei personaggi che comunque erano disperati, anche dal rapporto d'amore. Citavamo L'appartamento, citavamo Irma la Dolce, sono delle storie d'amore ma in formula commedia. E poi c'è stato un grande imitatore di Billy Wilder, che era Black Edwards, col quale arrivò poi a divertirci con La Pantera Rosa. Non so se vi ricordate, un momento del mondo del cinema mondiale straordinario, perché era un fumetto, e quindi da quel fumetto poi lo ha fatto diventare una cosa veramente incredibile. Cioè, il commissario, il fallimento, l'impotenza, tutto quello che era stato raccontato comunque nel cinema, perché Black Edwards evocava il cinema e voleva diventare Billy Wilder, solo che non poteva esserlo. E poi c'è il cinema di Lubitsch, che dovreste vedere. Lubitsch è stato il regista col quale sceneggiò anche con Billy Wilder. Ecco, quella è la commedia. Ci sono tantissimi film che adesso non ricordo di Lubitsch, ci sono tanti film di Billy Wilder, tanti film anche di Black Edwards, andiamo avanti negli anni 70, però sicuramente quella è per me la commedia. La commedia non è comica, cioè non deve essere la formula comica, deve essere una formula che comunque appartiene a un divertimento e a una riflessione. Il momento in cui fai una commedia devi fare riflettere. Ci sono pochi registi che lo fanno, e io ci ho lavorato pure come direttore della fotografia. Non sono stati fortunati quanto tanti altri film che comunque si chiamano e si definiscono commedia, però hanno dei momenti di riflessione. Ecco, quella per me è la commedia, la riflessione. Anche La Buca ha una riflessione, nel bene e nel male. Assolutamente sì. Allora, prima di ritornare un attimo a delle domande che stanno arrivando da casa, ci sono un paio di cose che volevo chiederti io. Una va proprio nella direzione dell'altra professione che svolgi in maniera veramente geniale, a mio avviso, che è la direzione della fotografia, visto che lo stavi dicendo un attimo, e un attimo poi invece tornare sulla buca. Allora, sulla questione della direzione della fotografia, più che una domanda è veramente una curiosità, ovvero come riesci a rendere i cieli tu nei film che non solo tuoi, ma anche quelli per cui, come dire, no, penso a Bellocchio, penso a Claudio Giovannesi, un autore che io adoro tra i più giovani, i cieli dei film diretti da Daniele Cipri sono i cieli di Cipri, cioè sono fotografati come solo Cipri li può fotografare. Quindi ti volevo chiedere questa, che è una questione veramente mia, perdonami, che da tempo avrei voluto chiederti anche esternamente, ma te lo chiedo qui in questa occasione. E poi invece, tornando alla buca, la mia domanda riflette invece sulla questione della famiglia, cioè visto che abbiamo citato, no, ci siamo divertiti a citare la storia del cinema, allora cito Monicelli e quindi ti dico Parenti Serpenti, cioè sia nel tuo film precedente, no, In È stato il figlio, sia nella buca, guarda un po' l'unico momento e l'unica ragione per cui la famiglia si riesce a ritrovare tutta insieme è per quella attrazione, no, verso la moneta, verso i soldi, verso la potenziale ricchezza. Quindi questa è un'altra domanda che ti volevo fare proprio sull'esplorare la famiglia. Fammele ricordare, perché la prima non la ricordo più, per esempio. Qual era la prima domanda? La prima erano i cieli, la prima erano i cieli di Cipri. Vabbè, i cieli, allora, con dovuto rispetto per l'arte, nel senso, per me fare il direttore della fotografia è come, ecco, come disegnare, dicevo disegnare, io non so disegnare, quindi disegno attraverso formule e visioni realistiche, quindi devo trasformare quello che comunque è la realtà. Ecco, inquadrando le cose, facendo un cinema realistico come quello che citavi di Giovannesi, oppure andare sull'immaginario di Romolo e Remo, cioè, è stata sempre la mia disperazione, perché quando io filmai i primi miei cieli,
Io avevo esattamente 15 anni. Io facevo il fotografo di matrimoni. Quando mi finivano le cerimonie mi rimanevo un po' di pellicole, allora fotografavo la mia città a passo 1, che so, dovevano buttare le ciminiere e le facevo a passo 1, l'Enel, e allora ho documentato un po', e che poi non mi è servita a nulla, se le sono rubate queste immagini, e quindi fotografavo i cieli. Nella seconda fase fu la fase più creativa e scenografica, perché con Cinico TV noi, a parte l'evocazione di John Ford, no? Io dicevo sempre la Monument Valley, John Ford, i Cavalieri, che so, Sentieri Selvaggi, allora a quel punto le nuvole per me sono state sempre una mia scenografia, perché non avevo altro. Quindi avevo il cielo e la terra, e quindi dovevo creare delle profondità avendo un mezzo povero, quindi mi sono messo a creare delle situazioni geometriche attraverso le profondità, quello che comunque oggi si fa, perché oggi vedo che per esempio anche in quelle bruttissime serie di Netflix c'è tantissima qualità visiva, e quindi è una cosa che però negli anni in cui io arrivavo insieme a Maresco non c'era quel cinema, c'era un cinema un po' più sciattarello, a parte alcuni miei colleghi tipo Bigazzi e qualche altro, Storaro, che facevano un cinema più di qualità. Allora noi arrivavamo con un aspetto visivo che comunque era un disegno, e questa cosa mi è rimasta, nel senso che ogni tanto, per esempio nella Paranza, mi ricordo che c'è stata una giornata bruttissima, arrivato a un certo punto Giovannetti mi fa: Daniele, ti prego, fammi i tuoi cieli. Io dico, ma Giovanni, non è che io li compro su internet. quindi praticamente è nella situazione realistica che io lavoro, cioè se io non ho le nuvole, devo fare necessità virtù, devo inventarmi qualcosa. Ecco, il modo mio di rapportarmi con l'immagine, anche con i colleghi, è, dico sempre quella frase che prendere l'immaginario altrui e formularlo. Io rispetto sempre l'autore con il quale ho accanto, non sono regista in quel momento. Ho sempre il mio cinema, il mio modo di pensare, però sempre disegno e cerco di disegnare attraverso delle formule molto artigianali. Ti sembrerà assurdo, non so se riesco a farmi capire e a concepire. Io non sono uno, anche se nasco dalla tecnica, che ho mai pensato come formula assoluta. Oggi invece, se ci fate caso, la tecnica è una formula assoluta. Cioè ormai un film dicono è fatto bene, ed è una cosa terribile. Perché dire è fatto bene non vuol dire nulla, non vuol dire assolutamente nulla. Il film deve prenderti al cuore, allora la fotografia deve stare accanto alla formula artistica, nel senso che non devi essere l'autore, ma devi disegnare l'immaginario di quell'autore in una maniera in cui arriva allo spettatore. È come la musica, è come tante altre formule. Può essere un film di qualsiasi genere. Io non so se ho fatto tutto bene nella mia vita, ma sicuramente quando mi dicono c'è sempre il tuo marchio, è una cosa che mi fa piacere, perché non solo per la formula del cielo o delle nuvole, ma perché c'è quel modo di guardare che comunque ha a che fare con ecco, non voglio essere romantico, col cuore del cinema, cioè con un aspetto d'amore per il cinema. Qualsiasi storia c'ho davanti. La seconda, te la ricordo, era sulla questione della famiglia, di, come dire, Vabbè, la famiglia è di un cinismo pazzesco. Ora, per carità, non mi dovete odiare, però sicuramente l'opportunismo. Ecco, per esempio, quando ho girato quella scena dell'opportunismo della famiglia con i sceneggiatori, che fra l'altro voglio citare, c'è stato Massimo Gaudioso, Miriam Rizzo, Alessandra Acciai, che poi è stata l'esordio come sceneggiatrice. A me la perfezione dei film, diciamo, non c'è mai, però sicuramente vanno rispettati gli sceneggiatori. Allora, perché ti raccontavo questo? Perché durante il pensare al film, quando io dovevo raccontare la famiglia, ricordai un film di Clint Eastwood, che era quello della box, adesso non ricordo il titolo, della ragazza. Esatto, quando arriva la famiglia in ospedale mentre lei sta morendo per l'opportunismo, perché diventano buoni, diventano carini. Allora a quel punto la rivedevo quella scena, li ho odiati a morte, e quindi ho messo questi caratteri in un'altra
dimensione ovviamente, ho messo questi caratteri cinici col sorriso e con l'ipocrisia, che comunque appartenevano a quel film di Clint Eastwood, che io reputo un grandissimo regista, e quindi quella considerazione era ovvia, perché che non me ne voglia neanche mia mamma, perché mia madre dice: ma tu la famiglia non gli vuoi bene. Non è vero, io dico sempre, più i familiari, la famiglia è una disgrazia. Ora per esempio ci stiamo rendendo conto su quello che sta accadendo nel mondo, cioè, se non siamo noi a stare accanto, chi deve essere? Ecco, qui si vede la verità, e invece continuo a vedere gente che ammazza la madre, gente che ammazza il padre, quindi c'è qualcosa che non va, è una cosa psicologica. A quel punto, ecco, sto andando troppo in profondità, merita la buca tutto questo, però sicuramente in quella fase del processo, in quella fase di opportunismo, quell'elemento per me era fondamentale, perché poi alla fine, come dicevo poco fa, tutti sono dei disgraziati, dall'avvocato al tribunale, a tutta l'Italia. Ecco, l'Italia in quel film rappresenta, ecco perché non fa male, perché non mi hanno denunciato, che è un disegno, ma quel film dice una verità che è assoluta: siamo dei farabutti. Sì. Allora, e dei ladri. E dei ladri, assolutamente sì. Allora, arriviamo alle ultimissime 2 domande. Una è decisamente ironica. Stefano dice: quando lavori come regista, come ti rapporti con il tuo direttore della fotografia? Lo lasci fare o ci metti bocca? E quindi, guarda, no, attenzione. Com'è la convivenza dei 2 ruoli? È stata bella perché nel primo passaggio, ma tu lo sai, forse non si ricordano i ragazzi e non l'hanno saputo, io chiamai un collega che era Luca Piazzi, perché nei primi 2 film miei e di Maresco io ero abbastanza pressato, non potevo dedicarmi a tutto. Allora con Gianni Amelio, mi ricordo i primi periodi di Luca, stiamo parlando di 1990. Arrivato a un certo punto gli dico: Gianni, ma io sono disperato perché ma Daniele non vuole stare in macchina, non vuole fare, perché questo era Varesco. Allora a quel punto Gianni Amelo mi fa: ma perché non chiami Luca? Luca è una bellissima persona, cosa che non è vera perché è un disgraziato, però sicuramente con me si è comportato da Dio e siamo ancora in buoni rapporti. Abbiamo pure litigato nel set, però sicuramente era l'unica persona che poteva aiutarmi. Allora a quel punto io ho avuto un bellissimo rapporto con un mio collega che comunque io non mi rappresentavo mai come direttore della fotografia, solo quando lavoravo con Roberta Torre io mi firmavo il direttore della fotografia, ma prima ancora non si sapeva chi era Maresco, chi era Cipri, non avevo questa esigenza di dire faccio il direttore della fotografia, ma neanche faccio il regista, cioè mai. A quel punto Luca è stato l'esempio di un film. Poi arrivò il momento in cui io già lavoravo con le immagini e dovevamo filmare Cagliostro. Allora Cagliostro, tanti miei colleghi mi chiedono ancora: Daniele, ma dai, fatti aiutare, vengo io, mi piacerebbe, perché sai, non è una cosa, cioè io litigo con me stesso, ecco, per rispondere alla domanda di questo ragazzo, io litigo con me stesso, perché alcune volte non trovo le formule. Allora per esempio mi è successo in Estate il Figlio, ma anche nella Buca, arrivo nei set, devo concentrarmi, devo capire, mi sono capitate giornate di vento, allora dico: come faccio a realizzare questa cosa? Allora non posso chiamare un mio collega perché non ce l'ho, parlo con me stesso, allora no, metto questo, metto quell'altro, metto la macchina, poi chiamo l'operatore, perché l'operatore io lo devo avere assolutamente, io non posso stare in macchina e fare la fotografia e fare la regia, sarebbe una follia. Allora a quel punto mi confronto su un'idea e quindi la realizzo. Allora ho un buon rapporto, e con Luca è stata la stessa cosa. Poi litigammo nell'ultimo periodo perché, ma simpaticamente comunque, mi ricordo una telefonata con Luca e gli ho detto: va bene, la prossima volta chiamo Storaro, pom, gli chiusi il telefono in faccia, poi ci siamo rivisti, ma perché era successa una cosa molto anomala. Io stavo finendo Toto che visse le volte, avevo una tragedia familiare, io vabbè, tragedie mie personali. Arrivato a un certo punto si dovevano fare le truche, perché non c'erano gli effetti speciali, c'era la truca e le dissolvenze incrociate, tutto qua. Allora lui mi rispose: ma Daniele, ma io non è che posso seguire tutto, sai, mi devo andare a fare un altro film. Allora a quel punto mi incazzai, io ho detto: scusami Luca, ma mi lasci da solo? No, ma tanto tu lo sai fare. E quindi praticamente a quel punto sono rimasto solo, e quindi là mi sono incazzato, capito? Allora questo però poi abbiamo
diciamo simpaticamente, poi ci siamo risentiti, non era successo nulla, ma Certo. sicuramente il rapporto è assolutamente di lite con me stesso e con le formule che io devo avere la mattina. Ecco, te ne racconto uno per farti capire. Ne è stato il figlio, io c'è stato un giorno che ho avuto una difficoltà, avevo 7 inquadrature in una stanza, a quel punto mi ricordai di un oggetto che avevano comprato la famiglia Ciraulo ed era uno specchio. Allora gli dissi a Luigi Andrei, che presi un operatore straordinario, ho detto: Luigi, sai, mi è venuta questa idea di fare le cose attraverso lo specchio e non cambiamo i campi, facciamo una sola inquadratura, non so se ve la ricordate. Me lo ricordo perfettamente, sì. Lui me la preparò e quindi lì c'è la formula di dire, ma io quella scena l'ho pensata la notte, ho detto ma come cavolo faccio a non fare 7 inquadrature? Ecco, quello è il direttore della fotografia, ti deve risolvere il problema. Allora col mio io ho parlato, ho litigato e abbiamo trovato la soluzione. Per concludere, visto che stavamo viaggiando nel passato, chiudo con un'ultima domanda che arriva su YouTube. Maurizio, la mia domanda a Jolly: su cosa sta lavorando Daniele Cipri? Allora, vabbè, lo posso annunciare, nel senso, io ho lavorato recentemente su un progetto di un'idea che me era venuta col libro, lo dico perché era stato annunciato, come era stato annunciato anche una serie che si chiamava Blatta, Sì. che comunque... E sai che io l'aspettavo parecchio quella serie. Sì. Ma ce ne sono tante ormai blatte, ormai rubano, guarda che rubano tantissimo. Nel senso che poi Blatta, lo sai come è andata la storia, dice Cipri perché vuole fare un fantascienza, mi sembrava un po' povera come risposta. Vabbè, comunque li ho mandati a cagare. A quel punto, perso una lettura di un libro abbastanza, un piccolo romanzo che si chiamava Stare di più bianca, che era la storia di 2 adolescenti, che comunque c'era un viaggio sull'immaginario, ma arrivato a un certo punto, mentre lavoravo con i miei scrittori, quindi sceneggiatori e cose varie, mi sono reso conto, e non l'ho mai detto neanche a loro, soltanto alla mia compagna, che era un film troppo intellettuale, troppo pensato, ecco, troppo pensato, perché è un bellissimo film, lo farò, però non è il momento adatto. Allora a quel punto sono ritornato a un'idea, ecco, per rispondere alla domanda, di raccontare un fatto realistico, il rapporto tra un padre e un figlio, che comunque già ho raccontato in Estate il figlio, l'ho raccontato anche nel passato, e sicuramente è un film che comunque sento moltissimo, sto preparando, e sarà sempre, ecco, per rimanere in tema nella buca, un film in un non luogo. Non è una commedia, ma è un film comunque divertente. Ecco, io mi pongo sempre nella maniera del divertimento, perché raccontando delle storie abbastanza tristi e realistiche e di problemi sociali e psicologici, devi avere il senso dell'umorismo. Ecco, tu parlavi e citavi Spielberg. Spielberg perché è il genio assoluto? Per 2 motivi. Uno perché ama il cinema, anzi per 3. Uno perché evoca il cinema. Seconda cosa è perché c'ha la macchina da presa proprio nel cervello, proprio lui ce l'ha qua. E la terza cosa che ha un grandissimo senso dell'umorismo, perché qualsiasi film tu vedi suoi, se vedi i dinosauri, c'è sempre qualcosa di divertente, anche se sta facendo un film che si prende sul serio. Allora quello è il regista, quello che dice io sto giocando col cinema ed evoco e ti diverto. Posso fare Buñuel, ma lo cito e lo evoco, non potrò mai avere un rapporto, oppure essere Buñuel o essere John Ford, perché se vi vedete Indiana Jones è John Ford, cioè dalla prima scena all'ultima. Ecco, quello è il mio modo di pensare e quindi sto preparando un film, avendo tutte queste menate che vi sto raccontando, attraverso un fatto reale che comunque, se vogliamo andare all'analisi della storia, è quello che succede oggi. Non c'è più il rapporto paterno-materno, ma attenzione, non fraintendete, non nel senso che non ci vogliamo bene, ma nel senso che proprio nei momenti di disagio o c'è la mancanza perché c'è la scomparsa di un padre o c'è l'assenza, è l'egoismo. E allora a quel punto sto lavorando su questo fronte, avendo tutte delle cornici meravigliose ovviamente. Sono molto contento del film, stiamo finendo il soggetto. Volevo farlo nel 2020 perché ha 3 anni che non faccio un film, proprio perché ho fatto il direttore della fotografia per tanti miei colleghi e sono molto contento. L'ho rimandato, ma stavolta
credo che, e spero, dopo questo cavolo di virus, che nel 2021 ci sarà una preparazione e quindi la scrittura, la sceneggiatura, che comunque io faccio sempre in molti, cioè, ecco, questa cosa me l'ha insegnato un po' Billy Wilder e Lubitsch. Io non scrivo mai un film da solo, non ho questa presunzione. Io posso inventarmi il personaggio, ma dopo lo devi assolutamente costruire attraverso delle fonti, dei luoghi, un immaginario, e che comunque deve prendere la realtà. Allora io dico sempre, esco fuori, vedo la gente, prendo i bus, prendo le metro, guardo, magari mi viene un'idea attraverso uno che vedo da lontano, lo trasformo e me lo riporto nel mio immaginario. Arrivo negli sceneggiatori e dico: guardate, mi è venuta questa idea, formuliamola così. Però è un lavoro di gruppo. Quindi il bus, visto che il tram ormai, come dire, è una citazione ormai un po' démodé, però il bus continui a prenderlo citando uno dei maestri, no, che diceva che forse si sta smettendo, il cinema in Italia stava smettendo di prendere il tram, era Zavattini. Zavattini disse che il cinema italiano finì il momento in cui gli autori non prendevano più i mezzi pubblici, ma è la verità, perché io non faccio un discorso romantico. Guarda, io l'ultima metro l'ho presa prima della quarantena, cioè nel senso ero nella metro C, perché abito nelle parti di Prenestina, e a quel punto ho detto: c'è la quarantena, porca miseria. Allora band non avevo un cavolo, e stavo arrivando da una color che stavo finendo a San Giovanni. A quel punto io, per dirti, io sono un frequentatore dei mezzi, anche se prima non lo facevo. Quando stavo a Palermo io andavo molto in automobile, io l'automobile non adesso l'abbiamo con la mia compagna, comprato una macchina, però io non amo, perché mi sento isolato, capito? Cioè, visto che sono in una città dove non ho nulla rispetto a quello che avevo nel mio luogo in Sicilia, e che comunque, ecco, c'è sempre la rappresentazione della Sicilia, anche nella buca, nei movimenti, nella gestualità, rispondendo anche alla ragazza di Franco e Ciccio, ecco, lì c'è anche Franco e Ciccio. Tutte le mimiche, tutte le cose grottesche dei movimenti che aveva Franco e Ciccio Ingrassia, che era un grandissimo attore. E a quel punto i mezzi mi danno l'opportunità, non è che mi fanno fare i film, attenzione, però io dico sempre, anche quando mi interrogano sulle immagini, sulla fotografia, quando i ragazzi nella scuola, questo vi può interessare. Una volta successe che non potevo andare alla scuola, alla Rufa. Arrivato a un certo punto i ragazzi mi chiamarono e dicevano: professore, che facciamo? Non abbiamo niente da fare. Intanto non chiamatemi professore, perché io professore prof. Gli ho detto: andate a San Pietro, prendete la metro, viaggiate nella metro con tutte le considerazioni che sto facendo, e poi andate a San Pietro, perché a San Pietro dice: ma San Pietro non è un film. No, gli ho detto: no, è un film infinito dal punto di vista visivo, perché c'è il discorso della luce, dell'incidenza tra il marmo e la luce, perché le chiese sono, e voi lo sapete, formate e costruite, alcune no, quelle di periferia, perché sono cementi armati, costruite sulla luce, in modo che ci sia un'incidenza. Allora a quel punto ho detto: state tutti i giorni a San Pietro, vi guarda, ecco, perché è una forma di realismo. La luce è quella, poi la devi inventare, ovviamente la devi fare. Se sei in un buio, devi fare quello che vedi a San Pietro, che è luminosissimo. Però se devi fare un buio e ti guardi San Pietro con un occhiale da sole, ti rendi conto quanto è meravigliosa quella luce, quindi sai dove mettere le luci, sai dove posizionare la tua incidenza. E quindi è come gli autobus, la realtà ti dà sempre un modo per disegnare la fantasia. E il cinema stesso ce l'ha data, perché il cinema ci dà la fantasia. E un'altra cosa che cito, e che comunque è banale anche dirlo, ultimamente mi è capitato in questo isolamento di ascoltare pure le fiabe di A Mille ce n'è. Cioè, io ci sono cresciuto, no, perché non ho avuto mai una nonna che mi raccontava nel letto, come si vede nei film di Walt Disney, le fiabe, cioè mai. Cioè, noi eravamo artigiani e andavamo a letto e l'indomani dovevamo andare a lavorare. A quel punto mio padre mi comprava i 45 giri mi ricordo il mangiadischi, no? Cioè si metteva il mangiadischi e la sera
avevo questa 1000 cene e raccontavano le fiabe che comunque sono state rieditate, ridoppiate pure Manuccio, devo dirti, però hanno sempre una formula di immaginario che comunque è banale, dicevo, come dicevo poco fa, è banale anche dirlo, perché è come quando leggi un romanzo, quando leggi un libro, hai un tuo immaginario, e quindi quelle formule della realtà, che comunque sono formule materiali, ti danno le magie, e quindi è questa, è una considerazione che comunque poi ti fa fare i film come li faccio, no? Folli, strani, che comunque non hanno a che fare con questo cazzo di cinema italiano che mi fa cagare. Ecco, direi che il punto esclamativo a questa chiacchierata l'hai detto, l'hai tirato fuori tu. No, ma mi fa cagare, mi incazzo, sai perché? Scusami se ti interrompo, mi incazzo perché il problema serio del cinema italiano non è tanto essere intellettuali e sapere scrivere una sceneggiatura. Il problema del cinema è avere un immaginario, è un'esigenza. Se tu fai il regista devi stare male, non puoi stare bene. Non puoi, perché se stai bene, chi vede il film, nel bene e nel male, perché io faccio ridere e facevamo sorridere con Cinico TV mentre esplodevano le bombe. Capisci? Non è che noi facevamo Cinico TV pensando di fare petare Paviglianiti per fare ridere la gente. Noi avevamo una realtà che era quella che ci circondava in quella città, la periferia, la spazzatura, l'emarginazione, tutte queste cose sono state raccontate ridendo. Abbiamo addirittura inventato Mafia Man. Capito? Cioè non abbiamo fatto un film di mafia, ma abbiamo raccontato un supereroe della mafia. Sì. Nel senso che era un poveraccio con un pezzo di bastone e una bicicletta e una scritta M col cartone, capito? Quello è il cinema. Allora, non è Cinico TV, deve essere cinematografico, però sicuramente quello che rimprovera agli autori è queste cavolo di storie delle periferie, delle madri, delle malattie, hanno rotto il cazzo. Cioè, ma poi non hanno neanche, non si sente neanche l'esigenza dell'autore, perché quando ti vedi film non hanno cuore, hanno solo tecnica, hanno solo la fotografia, la scenografia, e ha rotto le scatole perché oggi si vedono cose perfette. Cioè, ma con chi cazzo puoi paragonarti? Ecco, ricito Parasite. Parasite è un film che ha dato una dimostrazione di una realtà disperata, facendoti sorridere, facendoti vedere luoghi meravigliosi, ma è disperato. È un film disperato. Come te lo spieghi? Non è un film italiano. Bene, mio caro, direi che... Assolutamente. Allora, Dani, grazie, perché parlare di cinema con te, come dire, è sempre un piacere, perché trasudi amore per la settima arte da ogni poro, e anche attraverso l'incazzatura, direi, si sente, ed è sempre bellissimo. 2021 a questo punto sarà la produzione della tua nuova opera. Non diamoci date e appuntamenti, però è evidente insomma, che la tua opera terza ce la verrai a presentare in quel di Pisa appena sarà possibile. Quindi grazie di cuore intanto per questa chiacchierata e ti abbracciamo forte forte. Grazie a tutti, anche se non vi vedo. Vi immagino. Ciao Dani, buona serata. Ciao, grazie, ciao.